Certificazione valida. Bene, certificazione valida, in pochi secondi abbiamo fatto l'operazione. Sì, in pochi secondi viene fatta questa operazione, ho scaricato l'app del Ministero della Salute sul mio telefonino, anche sul tablet della palestra, adesso ho usato il mio telefonino, diciamo che è un'operazione molto semplice e comoda. Con igienizzanti e mascherine le palestre fanno i conti da tempo, il Green Pass quindi è l'ultimo tassello di un puzzle complesso, forse l'unico viatico arrivati a questo punto per garantire un autunno di operatività per strutture che hanno sulle spalle complessivamente oltre un anno di chiusura. Io sono favorevole a tutto ciò che ci permetterà di continuare la nostra attività che ha subito delle chiusure prolungate, diciamo molto faticose da assorbire, da digerire, per cui io punto a rimanere aperto, a poter lavorare e se questo è uno strumento che me lo permetterà, ben venga. Tra un manubrio e una lat machine, i clienti stanno ritornando, ognuno con la sua storia, come quella di Ivan, 19 anni. Non sono vaccinato, ho avuto il Covid a maggio, per fortuna ho ottenuto il Green Pass e per fortuna posso continuare a venire qua in palestra, almeno in estate posso allenarmi tranquillamente. È stato un Covid, scusa se te lo chiedo, sintomatico, asintomatico? Leggermente sintomatico, ma nulla di che. Ma anche nel mondo del fitness c'è chi non ci sta, come Yuri, titolare della palestra Dorian Gray di Maser, da tempo impegnato nella sua battaglia contro limitazioni definite eccessive. Non chiederò ai miei clienti il Green Pass, resto coerente con le mie idee, dice, non sono un controllore.